una leggenda che ha un suo, per me che ha avuto un significato particolare, e cioè quello di raccontare la storia di un grande artista il quale pensa di essere un fallito, come può succedere a tanti artisti, ma forse anche più del 50% penso, e che muore disperato perché non è riconosciuto e che poi dopo diventa uno dei più grandi pittori del mondo. La storia quindi di una speranza bruciata, di una vita spesa credendo profondamente a qualche cosa che non si realizza mai. E questa è un po' anche la storia dell'umanità, sempre alla ricerca di una speranza che spesso non si realizza. Pensiamo al momento in cui stiamo vivendo, veniamo da un mondo, io sono nato durante la guerra e si pensava che poi ci sarebbe stata la pace per sempre, e adesso, ed era il nostro desiderio di mantenere, e adesso invece questo mondo è travolto ancora una volta da sangue, crudeltà e distruzione. E la cosa curiosa che voglio dirvi è che tutte le scene che sono state girate sono esattamente quelle dove ha vissuto, diciamo al 70% quelle dove ha vissuto Modigliani. Sono stati ricercati i luoghi dove lui ha vissuto, quindi gli studi che vedrete sono tutti studi dove lui veramente ha vissuto, le strade, gli ambienti sono tutti veri. Lì Modigliani camminava, passeggiava per davvero. È stata una ricerca bella, perché era come, oltre che raccontare la storia, per me era come rivivere, era come camminare con lui, vivere con lui. Alcune cose sono state ricostruite in teatro per ragioni pratiche, ma tutto il resto, vedrete, c'è anche Place Vendôme, insomma, è tutto dal vero e veritiero, come spero che sia veritiera la storia che io racconto, perché Modigliani è stata una leggenda e come tutte le leggende hanno tante versioni. Abbiamo fatto delle lunghe ricerche, lunghi studi per tirare fuori le testimonianze che si incrociassero. Non c'è un episodio in tutto il film che non sia testimoniato da almeno 3 fonti. Quindi ciò che vedete è almeno 3 fonti di testimonianza. Non c'è fantasticherie. È così, dovrebbe essere andata così. Spero di esserci riuscito almeno per il 60-70%.